Una giornata di approfondimento culturale importante sull'ente previdenziale che per i presenti, ma spero anche per molti altri, abbia chiarito qualcosa di importante per quanto riguarda il bilancio, la costruzione dell'ente e soprattutto quella che è la credibilità di questa istituzione negli anni, il cui patrimonio globale è cresciuto negli ultimi 12 anni da 12 a 26 miliardi. E sono dati importanti che certificano quello che è l'impegno e il risultato anche per la possibilità di pagare pensioni fino a 50 anni per quanto riguarda i nostri iscritti. Dall'altra parte l'evoluzione di quella che è una mutua in più dedicata non solo ai medici e odontoiatri ma anche ai loro familiari per tutte quante le prestazioni professionali che possono essere necessarie e quindi una previdenza e anche la prevenzione per quanto riguarda anche la salute. È un momento in cui ci sono delle grosse problematiche ad avere un'adeguata assistenza con il sistema sanitario nazionale, noi lavoriamo sistematicamente per potenziarlo, ma parallelamente dobbiamo anche preoccuparci a dare un servizio integrativo ai nostri colleghi senza alla fine interessi commerciali, perché non ci si guadagna, è una cosa fatta da medici per i medici e spero che i nostri colleghi dal sito del nostro ordine, dal sito di Salute Mia di EMPA, possano approfondire tutte quelle che sono le indicazioni che sono scaturite oggi da questa mattinata. Iscrivetevi, guardate a tutto quello che c'è dedicato a voi, anche agli ultimi anni delle frequenze in medicina e chirurgia per iscrizione all'EMPA, pensate al vostro futuro, è un futuro fatto dai medici, i vostri colleghi più anziani, che hanno queste idee, diciamo, dedicare ai più giovani, soprattutto quando dovete mettere in correlazione la nostra offerta, l'offerta dell'EMPA, l'offerta di Salute Mia, con quelle delle mutue assicurative di altri soggetti, altri players che ci sono nel settore, però prima di scegliere fate i confronti.